Giorni fondamentali per Siena Sportiva. Oggi la Robur si gioca una fetta di Serie A nel calcio. Martedì nel basket la Mensana riceverà l'Olympiacos Pireo nei quarti di finale, gara 3 di Eurolega. Tra sogni, speranze e legittime ambizioni di una città piccola come numero di abitanti ma grande nello sport. Tra poco perciò Siena Sassuolo. I toscani non hanno ancora mandato giù la sconfitta dell'andata, un 4-3 a favore degli emiliani che al 91esimo pensate perdevano per 3-2 e che evitò loro alla fine di occupare l'ultima posizione in classifica al termine di quella giornata, quasi uno smacco rispetto alle ambizioni di inizio campionato della formazione neroverde, che adesso è relativamente più tranquilla, ma non troppo. Il Siena da parte sua vede da vicino la Serie A, specie dopo la battuta d'arresto del Novara. Il Sassuolo è ancora alle prese con una lunga lista di infortuni e con le convocazioni per gli impegni delle varie nazionali. 7 i primavera aggregati alla squadra emiliana. Arbitra Nasca di Bari, cielo coperto, alto tasso di umidità. Velocemente le formazioni: Siena fedele al 4-4-2, Coppola in porta, Vitiello, Rossettini, Terzi e Del Grosso in difesa, Brienza, Vergassola, Bolzoni e Reginaldo a centrocampo, Calaiò e Caputo le punte, quindi Mastronunzio ancora in panchina. Sassuolo che risponde con Pomini in porta, Consolini, Biancorea e Bocchetti in difesa, a centrocampo Riccio, Magnanelli e Pecorini, Candido il trequartista, Quadrini e Catellani le punte provenzali. Sono così vantaggio del Siena. Ti chiedo scusa Mazzeo, dopo neanche 20 secondi il colpo di testa vincente di Calaiò. Siena 1, Sassuolo 0, a te la linea. 2 minuti e 47 secondi di gioco. Il Siena ha già segnato in pratica dopo 20 secondi, poco più, senza che gli avversari abbiano toccato il pallone. Fase finale dell'azione con Brienza che al volo ha messo dentro un pallone invitantissimo per Calaiò, appostato sul primo palo, e Magnanelli in ritardo non ha potuto contrastare l'attaccante ex Pescara, che ha colpito molto bene di testa. Nulla da fare per Pomini, il pubblico di casa si scalda, il Siena cerca il gol del 2-0. Bello adesso il controllo di Caputo, che cerca di far proseguire proprio Calaiò al limite della propria area di rigore. Esce palla al piede il difensore centrale bianco, che vede libero Bocchetti sul settore sinistro, il quale gli restituisce il pallone. Sassuolo in difficoltà, il pressing del Siena rischia di far male con un Reginaldo particolarmente motivato in questi primi minuti. Siena 1, Sassuolo 0, la rete di Calaiò, numero 10 nel corso del campionato per lui. Quando siamo a 3 minuti e 38 secondi giriamo la linea Varese. Vito, vediamo ancora Di Matteo, il lancio viene intercettato dai difensori. Il raddoppio, scusa, torna del Siena, ancora Calaiò, 34esimo, tutto il pubblico giustamente in piedi a omaggiare Calaiò, autore di una doppietta. Siena 2, Sassuolo 0, 34esimo Varese. 36esimo quindi la nuova situazione, Provenzali Siena 2, Sassuolo 0, la doppietta di Calaiò. La seconda rete è arrivata al 34esimo, è partito da destra, si è accentrato bene in diagonale, ha evitato Bianco, il tutto in corsa. Appena entrato in aria Calaiò di sinistro, raso terra a incrociare, nulla da fare sul palo più lontano per Pomini, battuto ma incolpevole. Seguiamo ancora una volta il tentativo del Siena, un calcio di punizione affidato al sinistro morbido di Brienza, raso terra per Terzi, che vede libero sul fronte opposto Del Grosso. L'ex Giulianova controlla molto bene, scambia con Reginaldo, punta l'uomo il brasiliano. Reginaldo finta il cross, poi sbaglia completamente l'approccio e si guadagna suo malgrado un cartellino giallo. Giusta la decisione di Luigi Nasca, ha colpito in pieno l'avversario, si scusa in effetti molto sportivamente Reginaldo, che è il primo ammonito della giornata. Siena 2, Sassuolo 0, doppietta di Calaiò dopo 20 secondi al 34esimo, noi al minuto numero 37. Sul punteggio, lo ricordiamo, di Siena 2, Sassuolo 0. Diamo la linea a Varese. Calaiò in area di rigore, pallone sul sinistro, l'assist per Reginaldo, conclusione e pallone che termina in rete. Il 3-0 meritava questa soddisfazione personale Reginaldo. Siena 3, Sassuolo 0, la rete al sesto minuto del 3-0 ad opera di Reginaldo. Sicuramente affollatissima l'area di rigore. Scusami, soltanto per il quarto gol del Siena, Mastronunzio al 34esimo in contropiede. Siena 4, Sassuolo 0, a te. 36esimo, come ricordato poco fa nel flash su Antonello Brughini, la quarta rete del Siena, una vera e propria autostrada in contropiede con Brienza, abilissimo a verticalizzare, a servire Mastronunzio. Il controllo e la conclusione di collo esterno sull'uscita appena accennata di Pomini, pallone che è finito sotto la traversa, una vera e propria autostrada per l'ex ancoretano, giunto alla nona rete stagionale. E poco fa Brienza al volo di sinistro ha sfiorato il gol del 5-0, che sarebbe comunque una punizione troppo pesante per gli emiliani. In 10 contro 11, informazione d'emergenza o quasi, che si stanno affidando ai giovani. Siena 4, Sassuolo 0, minuti di gioco 36, linea Grosseto. Tra spalla e braccio della forma, giusto per il finale dall'Artemio Franchi. Siena batte Sassuolo 4-0.
Il primo successo, paradossalmente ma non troppo, i bianconeri l'hanno ottenuto intorno alle ore 14:30, in coincidenza cioè con il fischio finale di Bergamo. La notizia infatti della sconfitta subita dal Novara ha in pratica contribuito a tranquillizzare i bianconeri, ancor più consapevoli dei propri mezzi una volta in campo, visto che dopo appena un minuto il Siena era già in vantaggio, 20 secondi per la precisione, grazie a Calaiò, pronto a ripetersi al 34esimo. Nella ripresa al sesto Reginaldo e al 34esimo Mastro Nunzio in rete per il definitivo 4-0, ultima rete contro un Sassuolo già ridotto in 10 per via dell'espulsione di Girelli per fallo su Caputo lanciato a rete. Il Siena abbracca adesso l'Atalanta, ma soprattutto aumenta a 8 i punti di vantaggio sulla terza in classifica. Il Novara, superato anche in fatto di reti realizzate in campionato con 51 gol, adesso è del Siena il miglior attacco del torneo. Il giudizio sul Sassuolo non può prescindere dall'emergenza in cui si è venuto a trovare il tecnico Gregucci, tra infortuni e convocazioni dei suoi in altre rappresentative nazionali. 7 di primavera portati qui a Siena, alcuni tra i quali di buone potenzialità per quanto abbiamo potuto intravedere. Clamorosa la traversa nel finale dell'Emiliano Barbuti per il Sassuolo, il gol della bandiera così non è neppure arrivato. Siena batte Sassuolo 4-0 grazie per l'assistenza tecnica a Gianluca Bazzoffia.